questa giovane madre ha la figlioletta malata e deve pagare perché della gente cattiva la tenga con sé. E per pagare venderà tutti i suoi denti. Amici, ecco una madre santa. Mostra la bocca nostra pubblica, mostra! Denti di prima qualità. Per poche lire questa sera assisterete al sacrificio di una madre, alla bieca cattiveria di Javert, il perfido sergente di ferro che perseguita Jean Valjean, un uomo buono rovinato dagli eventi. Un gigante, amici, capace di sforzi inauditi. I miserabili di Vittorio Hugo. Comprate biglietti, comprate! C'è anche Gavroche. Oh, certo che c'è. E tu come lo sai? Me lo leggeva mia nonna quando mi bruciai una gamba. Ma lei ci mise 3 mesi. Ma voi come fate a farlo in una sera? La sintesi, ragazzo mio. Il teatro è sintesi. Poche battute e via. Ma vieni e vedrai questa sera i miserabili spiegati al popolo. Tutti questa sera a vedere. Mi porti, nonno? Certo, se lo vuoi. E c'è anche Lazzaro? No, non fare confusione. Lazzaro non c'entra. Meglio così. La sua storia mi fa paura. Se seppelliscono uno che magari respira ancora, urla sì. Ma chi lo sente? Solo quando recita Javert, non guardare. È un uomo senza cuore. I candelabri, la scena dei candelabri. La virtù trionfa. Ora tra i candelabri. Attenzione. Monsignore. Ma allora non è mica un curato. È un vescovo. Ah, eccovi. Sono contento di vedervi. Io vi avevo dato anche i candelieri d'argento. Perché non li avete presi assieme alle posate?